Buon mercoledì a tutti. La giornata da un punto di vista meteorologico sta iniziando bella calda, ma non calda solo da un punto di vista così appunto meteorologico, ma anche da un punto di vista politico, visto che è la notizia del giorno, anche se circolava da ieri e c'è oggi diciamo ufficialmente su tutta la stampa regionale ma anche nazionale, è che appunto il presidente della regione Luca Zaia non confermerà alle prossime elezioni regionali tre consiglieri, tra cui il vicepresidente Forcolin, per la storia appunto del bonus per le partite IVA che avevano chiesto e che ha dato tanto scalpore e onestamente anche una certa, sì, insomma, diciamo per alleggerire il disagio. Direi che questo disagio alla popolazione, alla gente, insomma, veramente è un controsenso che chi percepisce emolumenti così importanti come un consigliere regionale o un parlamentare poi chieda il bonus partita IVA. Detto questo, se mi permettete, questa cosa ci aiuta leggermente sulla città di Chioggia, perché in questo modo i candidati locali della Lega, e voi sapete che sto spingendo assolutamente che a Chioggia dobbiamo assolutamente votare i candidati locali, a prescindere dal colore politico, e quindi Marco Dolfin della Lega dovrebbe andare in lista, non c'è ancora la conferma ufficiale, ma sicuramente dovrebbe essere in lista anche lui, e quindi questo ce lo mette più in una posizione di vantaggio per essere eletto nella lista della provincia di Venezia. Quindi l'invito, lo dico sempre, è quello di votare i candidati locali. Per locali intendo quelli che vivono a Chioggia, che lavorano a Chioggia, che hanno attività a Chioggia, non solo quelli che sono residenti, ma in particolare diciamo quelli che si stanno spendendo. C'è Montanarello del Partito Democratico, c'è la Erika Baldin dei 5 Stelle, c'è la Patrizia Trapella dei Fratelli d'Italia. Insomma, sono diversi candidati. È assolutamente importante che votiamo, perché a mio avviso credo che se soprattutto quelli che di solito non vanno a votare e gli incerti prendono posizione, e qualcuno di questi diciamo dei candidati che saranno in lista, fra poco avremo le conferme ufficiali, avremo la possibilità di avere in regione rappresentati almeno 2-3 chioggiotti, e questo è importantissimo. Inutile pensare che raccogliendo 10.000 firme ci facciano la ferrovia, oppure che ci sistemino diciamo il ripascimento di Isola Verde piuttosto che Sottomarina. L'importanza è di avere nostri rappresentanti in regione Veneto. Ecco. Detto questo, vi do qualche notizia del giorno che poi riprenderemo anche sul telegiornale di oggi. In particolare vi ricordo che questa sera ai Bagni Lungomare c'è alle 7:30 c'è sempre quell'incontro che hanno, e questa è la seconda edizione stagionale del terzo appuntamento. Viene presentato dal Stefano Spagnolo della Biblioteca Civica di Chioggia, e presentano appunto degli scrittori qui di Chioggia e le loro edizioni. Questa sera è la volta di Valentina Maini che presenta il libro La Mischia. Sono stati appuntamenti veramente molto seguiti, molto partecipati, molto interessanti, e vi consigliamo appunto di andare a vedere. Vi ricordiamo anche che per domani invece c'è appunto il negozio di Grumet, ma anche il famoso Fish and Beer di Viale Venezia, che domani sera c'è un appuntamento importante, c'è la presentazione di 4 qualità di baccalà stoccafisso. Insomma, forse non la dico benissimo, ma comunque vi assicuro che la qualità c'è, e vi consigliamo proprio di fare un salto. Ecco. Un altro piccola notizia di oggi: anche questa mattina c'è stata l'apertura del ponte di Girevole di Canale San Domenico alle 8:30, e questo ha creato lunghissime code, come potete vedere nelle immagini. Non si capisce il motivo per cui non si continua prima l'apertura era prevista alle 6 del mattino, quindi potevano passare tutti i pescherecci che devono appunto fare la manutenzione ai cantieri che ci sono appunto all'isola dei cantieri. Non si capisce perché da qualche tempo li facciano passare alle 8 della mattina. È un grande disagio che blocca praticamente la città. Speriamo che qualcuno ci dia qualche aggiornamento in merito, perché è una cosa diciamo poco comprensibile. Insomma, direi un piccolo ringraziamento all'amministrazione comunale, perché passando per Piazza Todaro ci siamo accorti che sono state installate una lunga fila di diciamo non barriere, ma scusate,
aiole praticamente con dei fiori in pratica in modo da evitare il solito assembramento di automobili che praticamente voi sapete che abbiamo una mancanza cronica di polizia locale perché sono assolutamente sotto organico, non possono essere ovunque e purtroppo tanti se ne approfittano e mettevano la macchina a parcheggiare là. In questo modo finalmente almeno una parte di Piazza Todaro rimane godibile, usufruibile dalle persone, dai bambini, dalle famiglie, da tutti quanti insomma. Quindi mi sembra una bella notizia. Quindi ricapitolando, vi aspettiamo questa sera ai Bagni Lungomare per la presentazione del libro di Valentina Maini, La Mischia.